Un drammatico episodio di violenza si è verificato a Giussano, in provincia di Monza Brianza, dove una ragazza di 24 anni è stata accoltellata più volte alla schiena dal suo ex compagno. L'aggressore, un uomo marocchino di 26 anni, era evaso dagli arresti domiciliari, ai quali era stato sottoposto per una precedente aggressione con l'acido avvenuta a novembre 2023 ad Erba, in provincia di Como, sempre ai danni della stessa giovane. L'attacco è avvenuto nei pressi di un centro commerciale in via Prealpi. La vittima, nonostante le ferite riportate, è rimasta cosciente e ha potuto fornire ai carabinieri della compagnia di Seregno informazioni decisive per identificare il responsabile. L'uomo è stato rintracciato e arrestato a Stradella, in provincia di Pavia, dopo un'operazione tempestiva delle forze dell'ordine. Già in passato l'aggressore era stato sottoposto a misure cautelari, tra cui un obbligo di dimora a Broni e un divieto di avvicinamento alla vittima, emessi in seguito a precedenti episodi di stalking. La giovane aveva subito lesioni permanenti al viso a causa dell'attacco con l'acido, che aveva già portato a un'indagine per deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni gravi. La Siria sta vivendo un momento cruciale nella sua storia, con la caduta del regime di Bashar al-Assad, segnando la fine di 50 anni di dominio del partito Ba'ath. Dopo un'offensiva lampo iniziata il 27 novembre 2023, le forze jihadiste guidate da Hayat Tahrir al-Sham hanno conquistato Damasco, portando alla fuga di Assad, che ha trovato asilo politico a Mosca con la protezione russa. Questo evento ha innescato un complesso scenario politico, sociale e geopolitico, con implicazioni che si estendono ben oltre i confini siriani. HTS, un gruppo ribelle originariamente affiliato a Al-Qaeda, è ora guidato da Abu Muhammad al-Jolani, un leader che negli ultimi anni ha cercato di riposizionare il gruppo come un movimento nazionale con ambizioni governative. Jolani ha tentato di rassicurare la comunità internazionale e minoranze religiose siriane, dichiarando che il nuovo governo si impegnerà a preservare la pluralità culturale e religiosa del paese. Questo approccio mira a ottenere una maggiore legittimità sia interna che esterna, distinguendosi dalla tradizione retorica estremista jihadista. Nonostante il controllo di Damasco e la proclamazione di una nuova era per la Siria, le sfide HTS sono immense. Il paese è devastato da anni di guerra civile, con una popolazione stremata e un'infrastruttura in rovina. Inoltre il panorama politico interno è estremamente frammentato, con molteplici fazioni ribelli che non necessariamente condividono la visione di HTS. Il rischio di ulteriori conflitti interni è molto alto e la stabilità rimane una prospettiva lontana. La comunità internazionale sta seguendo con apprensione gli sviluppi. Gli Stati Uniti, attraverso dichiarazioni del presidente Joe Biden e del segretario di Stato Anthony Blinken, hanno espresso il timore che la caduta del regime possa creare un vuoto di potere che favorisca il ritorno dell'ISIS. Washington ha sottolineato la necessità di evitare la frammentazione della Siria e ha riaffermato il proprio impegno nella missione di contrasto del terrorismo, come dimostrato dai recenti attacchi mirati contro il leader dell'ISIS. Israele, preoccupato per la sicurezza dei propri confini, ha condotto un'incursione militare oltre le alture del Golan per garantire la stabilità nella zona di confine. Il Dipartimento di Stato americano ha sottolineato che queste azioni devono rimanere temporanee e ha ribadito l'importanza di rispettare gli accordi internazionali sulla demarcazione territoriale. Tuttavia, il rischio di un'escalation militare nella regione rimane alto, specialmente considerando la complessità geopolitica che coinvolge la Turchia, l'Iran e la Russia. La Russia, principale alleato di Assad durante il conflitto, si trova in una posizione ora molto delicata. Dopo aver offerto asilo ad Assad e alla sua famiglia, Mosca deve affrontare la perdita di influenza nella regione, dove aveva investito risorse militari e politiche significative. Allo stesso tempo la Turchia ha mantenuto legami informali con HTS, che potrebbe cercare di espandere la propria influenza sfruttando la situazione a proprio vantaggio.
I paesi vicini, tra cui Libano e Giordania, hanno chiuso i confini per prevenire un potenziale afflusso di rifugiati e militanti. La Giordania in particolare ha intensificato i contatti con gli Stati Uniti per garantire la stabilità nella regione e ha richiesto un maggiore impegno internazionale per affrontare la crisi siriana. Nonostante l'apparente trionfo di HTS, il futuro della Siria rimane comunque incerto. La capacità del gruppo di consolidare il potere e governare un paese profondamente diviso sarà messa alla prova nei prossimi mesi. La comunità internazionale è chiamata a bilanciare il supporto alla transizione politica con la necessità di prevenire il ritorno del terrorismo e di garantire la sicurezza regionale. La caduta di Assad rappresenta un punto di svolta, ma non risolve le profonde ferite lasciate da oltre un decennio di guerra. Mentre HTS celebra quella che definisce una nuova era, la Siria rimane un paese frammentato e vulnerabile, in attesa di scoprire quale direzione prenderà la sua travagliata storia.